Siamo sulla bretella dell'Albera, inaugurata oggi, un'opera attesa da 35 anni che andrà a decongestionare il traffico veicolare, specie dei tir, nei quartieri Maddalene e Villaggio del Sole. Finalmente i cittadini del Villaggio del Sole di Maddalene possono essere liberati dalla morsa del traffico e su questo faccio anche già un annuncio: stiamo preparando l'ordinanza per evitare che i mezzi pesanti passino sulle vie che finalmente devono essere liberate. Giornata storica per chi attende la realizzazione di quest'opera da 35 anni, aperta al traffico la variante alla strada provinciale 46, un primo step. Dal valore di oltre 70 milioni di euro rientra nell'intervento di completamento della tangenziale di Vicenza. L'altro grande step, per il quale speriamo che ci voglia meno tempo rispetto a quello che ci è voluto per l'Albera, è chiaramente il completamento di via Aldo Moro, sul quale siamo già impegnati. Abbiamo già finanziato il secondo stralcio con 5 milioni di fondi di sviluppo e coesione. Infrastruttura dall'iter complicato, cantiere consegnato nel 2018, diversi stop and go negli anni, causa emergenza Covid e rincaro delle materie prime, per arrivare oggi al passaggio dei mezzi. Abbiamo 5 km, oltre 5 km di viadotto, barriere antirumore con gli innesti tra sottopassi e rotonde, sono circa 70 milioni di investimento e in qualche modo lo consegniamo oggi alla provincia che ne gestirà la manutenzione nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Un nastro d'asfalto che in qualche modo rappresenta la società vicentina che cercherà di alleviare quelle che sono le perdite di tempo quotidiano, sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale. Opera che andrà anche ad agevolare la mobilità di lunga percorrenza anche a nord della provincia in direzione degli abitati di Schio e Tiene, la futura Pedemontana. Opera per cui il presidente Zaia ha sottolineato la volontà di concludere i lavori entro fine giugno, nonostante le preoccupazioni evidenziate sui ritardi relativi al casello di Montecchio Maggiore. Brescia-Padova deve consegnarsi il casello a Montecchio, adesso girano informazioni che non è più ottobre, non è più novembre, non è più dicembre, ma si parla di febbraio, forse marzo. Per noi significa un disservizio ai cittadini, quindi faccio appello a Brescia-Padova affinché questo casello ce lo consegno quanto prima.